Buonasera a tutti. Ora voglio subito invitare sul palco quelli che sono il cuore, il motore della Fondazione Masi, vale a dire la presidente Isabella Bossi Fedrigotti e il vicepresidente Sandro Boscaini. Lo dico tutti gli anni, il pozzo è senza fondo delle persone che dovremmo e vorremmo e premieremmo. Con l'intento di capire e di volere far emergere i valori di tutta l'umanità, la vicinanza tra i popoli, il rispetto tra i popoli, tra le nazioni e tra le persone, la cultura, la grande cultura di Venezia e delle Venezie, e poi la cultura del vino, che ne è una parte importante. Giosetta Fioroni. C'ho una predilezione, diciamo, anch'io per il Veneto, perché ho vissuto molto in Veneto. Io l'ho amato molto, mi piace molto la natura, poi ci sono città come Venezia, indimenticabile. Lorenzo Mattotti. È una questione di imparare un codice, ecco. C'è chi ha orecchio per la musica e chi ha gli occhi che riescono a analizzare le immagini. Il disegno c'ha qualcosa di più personale, come qualcuno che urla personalmente. Natalino Balasso. L'identità vera sarebbe sentirsi parte della specie umana. Io sono per il pianeta intero, fare un campionato di calcio interspaziale dove però ogni pianeta mette una squadra sola, capito? Questo vorrei fare. Agnes Ella. Se uno rimane in un'unione solamente per avere dei benefici, allora io credo che davvero il mondo si trova di fronte a un pericolo, perché la solidarietà non si trova semplicemente nella pace, nella felicità e quando tutto va bene, quando l'economia va bene. La solidarietà significa anche prendere in considerazione che è una situazione emotiva importante per le nostre vite, perché le cose sono di fatto conflittuali. Se ci sono delle cose che non funzionano e che non vanno bene, allora c'è bisogno di solidarietà fra tutte le nazioni europee. Noi abbiamo bisogno di questo. Sir Roger Scruton. Il vino è un frutto che ti rende immortale, perché una volta fermentato può essere conservato, quindi è un simbolo del nostro desiderio di diventare immortali, e con questo porta con sé una speranza di immortalità. Quest'anno è stata sicuramente, sarà un'annata da ricordare, come del resto l'è stato l'anno scorso, ma probabilmente con almeno qua nel nord-est, con un punto in più. Guardiamo le giornate che abbiamo adesso. Fantastico. Sole e caldo di giorno, fresco di sera, è il meglio per avere una grande annata. L'appuntamento ovviamente è l'anno prossimo. Grazie.